questa direzione e abbia a cuore questi concetti, però penso che ci sia ancora da fare per poter riequilibrare dal sud. Dobbiamo cercare di fare rete in questi tre poli che poi per un motivo anche demografico stanno andando a crearsi e a costituirsi come i poli maggiormente attrattori di popolazione. E allora Presidente Murru, quali sono i sistemi di mobilità urbana per una città metropolitana come Cagliari? Oggi noi siamo di fronte a un sistema di mobilità urbana che si articola secondo diverse modalità. La parte del leone la fa sicuramente il trasporto pubblico, sia quello su gomma che noi offriamo alla città metropolitana di Cagliari, sia quello su rotaia che è in corso di realizzazione con il progetto di Metro Cagliari. Ci sono però anche gli altri sistemi, dagli spostamenti a piedi dei cittadini all'utilizzo delle biciclette, ai sistemi di car sharing, carpooling, altre modalità che si integrano tra di loro. Noi stiamo cercando di dare il servizio migliore che si possa rendere alla nostra comunità con i nostri servizi su gomma, proponendo sempre nuove qualità e nuove opzioni per l'utilizzo dei nostri servizi. Novità nell'immediato futuro? Novità nell'immediato futuro sono sicuramente un ulteriore ringiovanimento della flotta, con l'inserimento anche di nuovi filobus full elettriche con i quali parteciperemo a un progetto sperimentale europeo sulla mobilità elettrica nei trasporti urbani, e nuove applicazioni da offrire ai nostri clienti, non soltanto per avere una guida per l'utilizzo dei nostri servizi, ma anche per poter acquistare tutti i nostri titoli di viaggio con lo smartphone e poterli validare direttamente a bordo. Grazie Presidente. Assessore Coni, a quale punto siamo a Cagliari con le strutture per pedoni e pendolari e quali sono le prospettive? Le prospettive, stiamo lavorando tantissimo, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Non si tratta solo del CTM, che è un'eccellenza europea, si tratta anche del cambiamento che avviene negli spazi pubblici. Stiamo rifacendo i marciapiedi a cura dell'assessorato ai lavori pubblici, stiamo rifacendo piazze con l'assessore Frau all'ambiente, all'urbanistica, ma noi stiamo facendo le corsie preferenziali, il bike sharing, il car sharing che sta andando benissimo. Si sta diffondendo tantissimo, l'abbiamo recentemente raddoppiato e a gennaio lo raddoppieremo ancora. E questi sono tutti i sistemi che stanno portando Cagliari a essere tra i migliori esempi in Italia, ma anche in Europa abbiamo tanti riconoscimenti. Quindi immediatamente da fare subito cosa ci sarebbe? Da fare subito ci sarebbero tante cose, tutte insieme le vorremmo fare, però le risorse di un comune sotto il profilo delle persone, ma anche dei finanziamenti, sono molto limitate. Quindi tutto quello che si sta facendo avviene nell'ambito di un periodo di crisi, è quasi un miracolo quello che sta accadendo. Siamo riusciti a orientare e a qualificare la spesa, cioè quando si dice il parcheggio interrato di via Roma, ebbene quello è stato riconvertito in marciapiedi, in metropolitane, in servizi per la città, che riteniamo essere di gran lunga molto più efficienti e di pubblica utilità rispetto ad altre scelte.